Benvenuti in questo nuovo video, oppure se avete visto per intero l'episodio precedente, ben ritrovati. Sono contento che vogliate darmi fiducia dopo l'episodio precedente e poter vedere anche questa nuova esperienza, se così vogliamo chiamarla. In realtà è un percorso che ho già fatto più volte, molti di voi lo conosceranno già. Praticamente sconfineremo sul passo di Tanamea in Slovenia. Faremo tutta la parte confinante tra Friuli e Slovenia per uscire o a Caporetto oppure e quindi Cividale, oppure usciremo a Vencò. Non lo so, vedremo con i tempi come sono, perché dovrei anche fare un attimo tappa a trovare la mia ragazza. Valuteremo strada facendo. A differenza dell'episodio precedente, oggi è assicurato, almeno si spera, che troveremo bel tempo. Non dovremo ritrovarci nelle condizioni di dover modificare il nostro percorso in base alle condizioni meteo, ma dovremmo essere relativamente liberi di fare un po' quel che ci pare. Ieri ho provato a raggiungere il passo di Tanamea passando per Sella Carnizza, ovvero prendendo la Varresi a partire da Resiutta. Tuttavia, dopo la Baita Altai, mi pare che si chiami, la strada è chiusa per un intervento di messa in sicurezza. Perciò il metodo che useremo oggi per raggiungere il passo di Tanamea sarà quello di raggiungere Tarcento. Non mi pare un buon punto per fermarsi. Dio santo, ma lì dovete fermarvi. Ah sì, a proposito, episodio precedente mi pare che avevo raggiunto le 15 sistemazioni di specchietto. Beh, ho cambiato gli specchietti, come potete vedere, e col giro di ieri su una strada veramente dissestata non ho dovuto toccare gli specchietti una volta. Ora, sono un po' in dubbio con l'estetica, nel senso che non sono molto sicuro di aver scelto gli specchietti giusti, soprattutto per il gambo, ma non so, li tengo, dai. Per ora li tengo, se trovo qualcosa di meglio, vabbè, in quella volta si vedrà cosa fare. Ah, vado da cosa? Vado da Tarcento, dai. Bestia. Tarcento, questo piccolo, sì dai, comune friulano ospita un evento, diciamo, abbastanza importante per la comunità motociclistica di questa regione, ovvero il motoraduno invernale dell'amicizia che si tiene sul Monte Bernadia. Monte Bernadia era un avamposto di guerra della prima guerra mondiale. Attualmente c'è appunto un museo della Grande Guerra. È un enorme piazzale dove per l'appunto verso febbraio normalmente si tiene questo motoraduno. Il clima di questo motoraduno è a dir poco spettacolare, perché ci si ritrova in totale tranquillità. D'altronde è una delle prime uscite che si fa dopo il fermo invernale di tanti motociclisti. Il bello di questo raduno è che nonostante ci siano stand dove puoi trovare da bere, da mangiare, c'è il tendone attrezzato e tutto il resto, ognuno porta il suo, quindi magari sai che cammini in mezzo alle moto per vedere se conosci qualcuno e c'è sempre qualcuno che ha il salame, il pane, il formaggio da bere, e c'è questo senso di fratellanza che ultimamente nel mondo motociclistico, dirò a mio parere personale, lo vedo abbastanza svanire. Quando ho iniziato ad andare in giro in moto, a fare più dei soliti giretti da adolescente, partecipavo ai raduni e si sentiva questo senso di appartenenza, questo senso di fratellanza, che banalmente potevi andare in giro lasciando le chiavi sulla moto e sapevi che qualcuno tornava indietro e diceva: oh, scusa, guarda che ti sei dimenticato le chiavi. Adesso gli ultimi raduni a cui sto partecipando, nonostante siano stati pochi a causa del Covid, non so, lo sento un po' meno questo senso. Magari sto sbagliando tipologia di raduni a cui partecipare, perché tra tutti gli ultimi a cui ho partecipato, quello dove ho sentito, madonna, quello dove ho sentito maggiormente questo senso e mi sono sentito, non dico a casa, ma quasi, è stata la riding season degli Hells Angels di Milano. Veramente un bel raduno, tra l'altro location azzeccatissima perché l'hanno fatta all'idroscalo di Milano. Però torniamo a noi.
Aspetta, che bestia era lì. Che bene che ha riasfaltato tutto. Ehi, replica dell'episodio precedente? Oh! È fuori sei! No, fermi perché sennò dopo sembra che faccio apposta. Come potete vedere da questo fermo immagine, ho tracciato una linea rossa che è perpendicolare alla linea di mezzaria. Io sicuramente non stavo correndo, e il video dimostra. L'altra macchina, diciamo che stava venendo giù con un ritmo abbastanza allegro, non è che stava correndo, però veniva giù abbastanza convinta. Uscire da una curva e ritrovarmi una macchina che è metà sulla mia corsia sinceramente mi dà un po' di fastidio. Questo è soltanto per spiegare la mia reazione. Buona visione. Bello? No! Un S1000RR con il bauletto? E 250 metri sconfineremo in Slovenia. Dato che il ghiaiino interno curva è la cosa più infame che esista.
Noi andremo verso Nova Gorica e Kobarid. Kobarid sta per Caporetto. La strada che andremo a percorrere è molto frequentata da praticanti di rafting e da motociclisti, come potete vedere da quel cartello. Oh! Semaforo. Mamma mia! Se vai lungo in curva qua sei fregato, finisce giù di quella casetta di legno. Appena finito il lockdown avevo fatto un giro in Slovenia e ho fatto una fotografia che era proprio in questo punto, che la trovate sul mio profilo Instagram, tiz_rh. Anche se era nuvoloso quel giorno, mi pare, non mi ricordo neanche se avevo preso la pioggia, mi pare di no. Oltre a quello, al primo lockdown ero andato in Slovenia, cioè ero venuto qua in Slovenia e ero andato sul passo Vršić. In italiano viene chiamato passo da Mojstrovka, famoso per i suoi 52 tornanti. Mi si era scaricata la batteria, non so bene a che punto sono arrivato. Fatto sta che sono appena passato a salutare la mia amorosa, la sua famiglia. E ora per tornare a casa prenderemo la strada che collega Povoletto a Tarcento, ma non la statale Pontebana 52, mi pare che sia il numero, ma prenderemo la strada pare che si chiama Passo delle Tre Croci, una cosa simile, o di Monte Croce, una cosa del genere. Quando arriveremo a Caratello lo capiremo. Ora su di qua. E andiamo in direzione Artemis per una stradina molto interessante.
ma è una trasmissione a catena. Con questo pieno ho fatto 203 km e non è ancora entrata la riserva. Però, complimenti sforzi. Bene, eccola la riserva. Sto per concludere il video, è entrata la riserva, perfetto. Mi auguro di avervi ancora con me nei prossimi video. E se vi piace quello che sto facendo, se volete avere maggiori informazioni e tutto, potete iscrivervi al canale e eventualmente abilitare anche la campanella delle notifiche, in modo che quando pubblicherò nuovi video vi arriverà una notifica e saprete che ho pubblicato un'altra cagata. Questo è quanto, ci rivediamo.